Siete pronti ragazzi per salutare definitivamente il campionato 2025-2026? Oggi ragazzi è l'ultimo turno di campionato, 38esima giornata di campionato e bisogna ancora decretare un po' di verdetti. Ci sono ancora quella bellissima battaglia in Champions League, dobbiamo vedere chi entrerà a far parte della nuova Champions League dell'anno prossimo e chi andrà in Serie B. Io qualche idea me la son fatta e ne parliamo tra un poco. Nel frattempo ragazzi mi raccomando, spolliciate sui nostri canali social, mettete like, iscrivetevi ai nostri canali, seguiteci, fate girare l'algoritmo e vi ringraziamo infinitamente. Io andrei subito ragazzi con mettervi in schermo intero il calendario di quest'ultima giornata di campionato che si aprirà stasera alle 20:45 con una partita con Fiorentina-Atalanta, in cui ragazzi in quest'ultima partita di campionato ovviamente ci sono delle partite che daranno poco all'economia stessa della classifica, ovviamente, perché ormai molti verdetti sono stati decretati, molte posizioni sono state consolidate e ci sarà tanto turnover, tantissimo turnover secondo me. Ci sarà la possibilità di vedere le seconde linee e anche le terze linee, i giocatori che hanno giocato meno, giovani in prospettiva che possono essere rilanciati, possiamo vedere anche allenatori che saluteranno e anche per esempio potrebbe essere il caso quello di Conte, che ormai le voci si fanno sempre più forti per l'addio di Tonino sulla panchina azzurra. Fiorentina-Atalanta, dicevo ragazzi, apre questa 38esima giornata di campionato. Io credo che sarà una partita, spero per il calcio italiano, spero per i tifosi sportivi e faziosi, che possa essere una partita divertente, perché si affrontano due squadre che hanno qualità negli 11 titolari e non solo. Palladino incontra la sua ex squadra viola. Palladino anche lui è in procinto, sembra di lasciare Bergamo, vediamo come lascerà con quest'ultima partita. Io vi dico ragazzi un bel 2-2 secco. Onestamente non vi so dire i consigli del fantacalcio, perché ci sarà tantissimo turnover, tanto. Quindi butterei su Gudmundsson per la Fiorentina, butterei su Piccoli, mentre per l'Atalanta andrei su De Ketelare e Raspadori. Un 2-2 Fiorentina-Atalanta. Vai, così. Bologna-Inter, ragazzi, anche l'Inter giocherà con molte seconde linee, sarà una festa per i nerazzurri. Bologna sembra si appresti a salutare anche la squadra Felsinia italiano è abbastanza difficile poi nella lettura anche delle formazioni, e quindi ma anche qua andrei sul pareggio, sono 1-1. L'Inter che comunque c'ha la Noglu, già sta in Turchia, probabilmente ci sarà abbastanza turnover in attacco, potrebbero giocare Bonnier ed Esposito, oppure Lautaro Martinez che potrebbe cercare di prendere un po' la forma per i mondiali. E quindi io vi dico Lautaro e Orsolini 1-1 Bologna-Inter, mentre Lazio-Pisa, la Lazio viene da una caterva di infortuni, una miriade di infortuni, miriade di disponibili, squalificati. Non ci saranno Rovella, non c'è Nuno Tavares, non ci sarà Zaccagni, non c'è Taylor. Mamma mia, è una carneficina. Il Pisa invece ormai potrebbe salutare, sperando al meglio per loro, per la tifoseria, questa Serie A con l'ultima partita in Serie A. Però io vi dico ragazzi che sarà una bruttissima partita, secondo me, uno 0-0, e bisognerà capire dopo questa partita, attenzione anche alle dichiarazioni di Maurizio Sarri in orbita Napoli, e non solo in orbita Napoli, perché si è parlato anche dell'orbita bergamasca per la Dea. Parma-Sassuolo sarà l'anticipo, bene o male la prima partita di domenica 24 maggio. Anche qui derby emiliano, ma nulla più da chiedere al campionato. Io spero in una partita divertente, spero che ci sia brio in questa partita. Il Parma comunque ha fatto bene in questo campionato con questa che mi ha sorpreso e non poco. Il Sassuolo si attesta all'11° posto, potrebbe cercare di agganciare il 10° e anche forse il 9° posto, che adesso è
dista 2 punti ed è la Lazio, quindi potrebbe avere quell'obiettivo. Io vi dico, ragazzi, che il Sassuolo potrebbe vincere a Parma, vi dico un 2-1 con Di Pellegrino per il Parma, per il Sassuolo invece andrei su Berardi e Branks. Berardi e Branks, oppure ci potrebbe essere una, mm, una divertente scommessa su qualche giovane di prospettiva buttato in mezzo da Grosso. Napoli-Udinese. Raga, con tutto quello che ci è capitato in questa settimana, tra il gossip di Corona, che io stenderei un velo pietoso, non tanto per il gossip, ma per Corona in sé, per le voci che si stanno susseguendo per l'addio di Conte, bisogna capire adesso in questa partita nel Napoli chi vorrà salutare al meglio sia l'allenatore che il campionato. Chi è arrivato secondo me a fine ciclo, chi vorrà chiudere un cerchio e chiudere nel miglior modo possibile la stagione. L'Udinese ci ha sempre dato fastidio, è una squadra abbastanza fastidiosa, abbastanza ostica, e viene secondo me a Napoli per giocarsi la partita tranquillamente, come è giusto che sia. Quindi dobbiamo fare la nostra partita, dare comunque un segnale che il campionato si è finito per noi, però che ci dobbiamo meritare e portarci avanti, portarci a casa questi altri 3 punti per salutare al meglio ehm, l'eventuale arrivederci ad Antonio Conte, e forse non solo ad Antonio Conte, forse anche ad altri giocatori. Quindi io punterei su un 2-1 per noi, e attenzione a Santos, spererei in un gol di Vergara se dovesse giocare titolare. Potrebbe, spero, avere dei minuti anche Neres. Secondo me giocherà in ottica fantacalcio Contini, che ieri è stato pure il suo compleanno, anche festeggiato, ha fatto una bracciata tutti al centro sportivo, e potrebbe festeggiare al meglio con la presenza in campionato. E per l'Udinese, orfana di Zaniolo, vi dico gol di Davis. Poi arriviamo alle noti dolenti, arriviamo a quelle partite, anzi io mi metto un attimo qui, vabbè, tanto sono tutte alle 20:45, quindi non fa nulla se vedete me invece che gli orari. Arriviamo alle note dolenti, arriviamo alla parte più intrigante della giornata, che è quella della corsa Champions e della corsa per non retrocedere. Di seguito vediamo Torino-Juventus, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Verona-Roma e Cremonese-Como. Sulla carta, sempre sulla carta, sono abbordabili per tutte quante. C'è il derby a Torino, che è una partita sentitissima, ma io credo che il Torino, cioè che la Juventus, dopo aver steccato quella partita orribile contro la Fiorentina, questa qua la vince. Il problema è che adesso però il destino non è più nelle proprie mani. La Juventus deve avere una concatenazione di risultati per poter essere matematicamente certa della Champions League. Sarà difficile, sarà quasi impossibile. Io credo che la Juventus però, anche per un discorso di orgoglio, per una rivalsa dopo la brutta sconfitta in casa a Torino contro la Fiorentina, potrà fare risultato contro il Toro, e credo che potrà fare risultato anche il Lecce contro il Genoa. Dopo 3 gol, non era mai successo in questo campionato che il Lecce potesse segnare 3 gol nella scorsa partita contro il Sassuolo, li ha segnati in un momento importantissimo. Si è sbloccato Khedira con una doppietta, Sturic ha segnato Sturic, quindi ha anche avuto lo sblocco degli attaccanti. Il Lecce secondo me ha preso la rincorsa con la vittoria con il Sassuolo, ha preso proprio prendere il volo, non me ne vogliono gli amici leccesi, ma credo che il Lecce potrà giocarsela questa partita tranquillamente. No, tranquillamente no, potrà vincerla questa partita con un bel patema d'animo, però potrebbe portarsela a casa e rimanere in Serie A. Il Milan credo che con il Cagliari ormai certo della salvezza potrebbe vincere con un striminzito 1-0. Torniamo indietro, ragazzi.
un attimo, mi stavo in mano io. Allora, io vi dicevo, Torino-Juventus, credo che sarà una vittoria della Juventus 2-1. Torino segna Simeone, nella Juventus Idiz e Vlahovic. Mi ritorna gol di Idiz. Lecce-Genoa 2-1 per il Lecce. Rimetto ancora Sturic e Banda per il Genoa, gol di Osticard. Gol di Osticard di testa. Per il Milan ritorna titolare, sembra, Rafa Leao, e vi dico 1-0 Milan contro il Cagliari. Poi c'è Verona-Roma. Verona-Roma, io andrei con la Roma vittoriosa a Verona, così va a blindare il posto Champions League. E vi dico 2-0 di Bala Sule. E mentre secondo me quella che steccherà tra le alte in classifica sarà proprio il Como. Il Como, che l'ho visto un po' in riserva in queste ultime giornate, io credo che andrà un po' a steccare e credo che si lascerà andare ad un pareggio contro la Cremonese, che non basterà né alla Cremonese per salvarsi né al Como per poter sognare quell'ambito, quegli ambiti primi 4 posti. Credo che il Como sarà comunque contento del cammino che ha fatto in questo campionato e entra di diritto sicuro in Europa League. Quindi secondo me, ragazzi, la classifica finale rimarrà così, rimarrà con Milan e Roma che andranno in Champions League e Europa League tra quinto e sesto posto se lo giocheranno la Juventus, mentre credo, verdetto finale, che la Cremonese va a retrocederà e il Lecce si salverà per il lotto della... Bene, ditemi voi cosa ne pensate, ditemi voi nei commenti, intanto la telecamera mia mi si sfoca un pochettino. Io vi do un grande abbraccio e ci sentiamo nei prossimi giorni con i prossimi video e i prossimi approfondimenti. Ciao ragazzi!